sempre stato uguale, la storia ha le sue pagine. Topolino cerca nuovi disegnatori, i consigli della fumettista Silvia Ziche agli aspiranti artisti. L'inviata è Anna Milana. Disegnare non è una cosa che è nella mano, la mano è solo allenamento, è nella testa che si disegna. Un tratto dopo l'altro Topolino apre gli occhi, sorride al pubblico. Penna e china, sguardo fisso sul tavolo, Silvia Ziche da 30 anni racconta le storie dei topi e dei paperi più famosi del mondo. Questa è la prima storia che io ho sceneggiato, è stata quella in cui ho capito quanto mi sarei potuta divertire. Sono personaggi in cui le persone credo che riescano a identificarsi molto. Avventure e disavventure, lungo quasi un secolo, dal 1928 ad oggi, avere 94 anni e non sentirli. Ed ecco il bando del settimanale che cerca nuovi artisti. A chi partecipa a questo bando che consigli darebbe? Bisogna conoscere molto bene i personaggi, bisogna cercare di capire la struttura, come si muovono, come sono fatti e di riprodurli in modo che siano riconoscibili, che siano loro stessi. Il trucco allora, lasciare andare l'immaginazione. Io mi ricordo la sensazione che avevo quando ero piccola e per me era proprio finire in un altro mondo, in un mondo bellissimo. E se qualche bambino o bambina leggendo le mie storie su Topolino provasse la stessa cosa, ecco, quella è la cosa che mi piacerebbe. 7 anni fa il volo trionfava al Festival